La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum sulle trivelle. Il quesito riguarda la durata delle autorizzazioni a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti già rilasciate. A proporlo sono stati 9 consigli regionali, tra cui quello del Veneto. Questo stesso quesito era già stato dichiarato ammissibile dalla Cassazione. I quesiti referendari proposti erano in tutto 6. In un primo tempo l'Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione li aveva accolti tutti, ma il Governo ha introdotto una serie di norme nella legge di stabilità che hanno messo mano alla materia, ribadendo il divieto di trivellazioni entro le 12 miglia marine. La Cassazione ha dovuto quindi nuovamente valutare il referendum e a quel punto ne ha ritenuto ammissibile solo uno, il sesto. In giornata c'è stato l'esame della Corte Costituzionale che pure ha ritenuto ammissibile solo questo referendum per l'abrogazione della norma. Il primo obiettivo, quello della possibilità di effettuare il referendum, è stato raggiunto, ma ora dobbiamo guardare al traguardo decisivo, quello di impedire le trivellazioni dei nostri territori e nel nostro mare e mettere la parola fine a questa spada di Damocle che pende sulle teste di milioni di cittadini e aziende del Veneto e delle altre regioni adriatiche, ha commentato il presidente Luca Zaia. Nelle ore precedenti si era espressa anche l'assemblea di Palazzo Ferrofini. Abbiamo oggi votato in aula un conflitto di attribuzione perché in Corte Costituzionale proprio oggi il nostro avvocato sta utilizzando anche questo documento proprio perché come regioni noi vogliamo essere interessati, essere coinvolti, poter dire la nostra su una situazione delicatissima dal punto di vista ambientale come quella delle perforazioni. Che ieri il ministro Galletti arrivi in Delta del Po e dica che non c'è nessun problema mi fa specie che un ministro dell'ambiente si comporti così.